La Lega è a un bivio. Il fiato sul collo del generale Vannacci con futuro nazionale, come indicano i sondaggi, è un problema per il Carroccio in vista delle elezioni 2027. A Roma è stato convocato il Consiglio federale. Il punto centrale non è il ruolo di Zaia, ma il controllo dell'eredità politica del Veneto. Il messaggio di Zaia a Salvini è questo: io non entro nella segreteria per fare il numero due, se entro, entro per ridisegnare la Lega. Salvini invece avrebbe un'esigenza diversa: neutralizzare il rischio che Zaia diventi il punto di riferimento di tutti coloro che contestano la trasformazione nazionale della Lega. Zaia non ha bisogno di una promozione formale. Dopo 15 anni alla guida del Veneto e con un consenso popolare ancora altissimo, una semplice vicepresidenza sarebbe percepita come un ridimensionamento. Il vero negoziato, probabilmente, riguarda tre questioni. La prima, il futuro della Lega Nord, recuperare una struttura territoriale forte e autonoma. Secondo, le candidature del 2027. Zaia vuole avere voce decisiva sulla composizione delle liste e sulla classe dirigente del Nord. Terzo, la successione a Salvini, non immediata, ma nessuno ignora che il tema esiste. Per questo il paragone con la CSU bavarese non è casuale. In sintesi, la trattativa reale non è Zaia vice di Salvini, è molto più profonda. Se l'accordo regge, Salvini resta leader e Zaia diventa garante del Nord. Se non regge, l'ex governatore rischia di trasformarsi nel catalizzatore di tutto il malcontento leghista del settentrione.